L'Acragas di nuovo è in crisi, la Lega Pro torna ad essere a rischio. A ufficializzare il presidente Silvia Alessi e l'onorario Marcello Giavarini, che lanciano un ultimatum. Se entro una settimana non dovessimo riscontrare alcun interessamento, non potendo più da soli sostenere la gestione societaria, saremmo costretti simbolicamente a consegnare la nostra squadra al sindaco di Agrigento, nella qualità di rappresentante della città. Dal canto suo il comune è pronto a ritirare la convenzione con la società nel caso in cui non venga realizzato l'impianto di illuminazione. Ipotesi lontana, considerando come continuano la loro lettera aperta Giavarini ed Alessi. Dopo 2 stagioni di Lega Pro difficili ma esaltanti sotto il profilo sportivo, in cui abbiamo più volte ribadito che senza un aiuto economico questa società avrebbe avuto dei seri problemi nel proseguire il progetto intrapreso, abbiamo promesso, anche tra mille difficoltà, di completare il campionato in corso, di raggiungere la salvezza e quindi mantenere la categoria. Promessa mantenuta fino in fondo, dicono, nella speranza di rendere il progetto ancora più interessante e quindi provare ad attrarre l'interesse da parte di nuovi investitori. Ci abbiamo messo anima e corpo e denaro per mantenere un bene che pensavamo e lo pensiamo ancora essere di tutta la città di Agrigento, ma anche della provincia. Abbiamo provato a portare avanti noi le interlocuzioni con gli imprenditori al fine di convincerli ad investire in questo progetto, ma anche queste non hanno avuto l'esito sperato. Alessi e Giavarini aggiungono: abbiamo fatto tanto e ci dispiace anche dirlo, tra l'indifferenza totale da parte di tutti, e ci riferiamo alla classe imprenditoriale e politica di Agrigento, un'indifferenza che ci ha molto addolorato, dolore alleviato in parte dall'affetto dimostrato da quei tifosi che ci sono sempre stati accanto e sostenuto in questi anni. Francamente il percorso ora si fa molto impervio, avendo preso atto di un totale disinteresse da parte di nuovi investitori, del mancato rinnovo del contratto del main sponsor, la totale assenza, continuano Alessi e Giavarini, di nuovi sponsor e infine le eterne problematiche legate agli impianti sportivi. Oggi non possiamo più attendere, il tempo stringe. Entro fine mese bisognerà procedere agli adempimenti di rito e all'iscrizione della squadra al campionato di Serie C 2017-2018, sostenendo spesi non indifferenti, concludono.